Io non mi sono reso conto di andare verso questo buco e quando sei là sul ciglio ormai non puoi più fare nulla, perché non hai tempo di far nulla. E tocchi la roccia e poi parti. Un salto in un imbuto carsico profondo una trentina di metri. Sabato scorso ha rischiato la vita così Giorgio De Bona, lo sci alpinista di 47 anni di Puos del Pago, precipitato forse a causa di un effetto ottico che non gli ha consentito di individuare in tempo il pericolo, un incubo durato 25 ore ininterrotte. Durante la notte, l'unica per fortuna, che è stata molto molto lunga, ho, ho praticamente pensato a tutto, a tutti e a tutto. Mi sono premunito, diciamo, individuato una zona dove potermi mettere nell'eventuale fine, ho mandato dei messaggi di addio e se mi avessero recuperato potevano avere qualcosa. A casa ad aspettarlo i due figli ancora adolescenti e la moglie Annalisa. Sono state ore terribili, strazianti e di paura. Ho sempre sperato che riuscissero a trovarlo, perlomeno. Non nascondo che le ultime ore ho pensato al peggio. Ci credevo, credevo in lui perché non ero pronta per i miei figli e per tutta, insomma, la famiglia e per me. Complicate le ricerche scattate nel pomeriggio di sabato e proseguite fino al giorno successivo, quando attorno a mezzogiorno le tracce lasciate dagli sci hanno attirato l'attenzione di un soccorritore. In cuor mio sapevo che resistendo nella notte probabilmente loro non avrebbero lasciato stare, quindi sarebbero tornati il mattino successivo. Per fortuna verso quasi mezzogiorno, 11:30, ci siamo incontrati. Il recupero, il volo in elicottero verso il pronto soccorso di Belluno, dove Giorgio De Bona è stato trattenuto fino al pomeriggio di ieri. Ora Giorgio sta bene, ha solo bisogno di riposare, sostenuto dall'amore della sua famiglia. Non sono uno spericolato come può sembrare, non cerco l'adrenalina come si dice, mi piace fare le mie sciate negli ambienti più belli e quello era uno degli ambienti più belli, io lo conoscevo bene